Interessanti le dichiarazioni di Luigi Di Maio, però adesso bisogna passare dalle parole ai fatti. Vi è una punta di scetticismo nel commento del presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti alle rassicurazioni sull'autonomia del vice premier Luigi Di Maio. Il suo ministero, ricorda l'esponente della Lega, è tra quelli che non hanno ancora completato l'iter previsto. La settimana prossima il ministro Erika Stefani incontrerà tutti i ministri che devono ancora rispondere rispetto alle richieste fatte sulla bozza dell'intesa consegnata ancora il 2 di ottobre. Manca anche la parte del ministro Di Maio, Ministero Lavori Pubblici e Welfare, quindi è importante passare dalle parole ai fatti. Oltre che sui tempi, Ciambetti chiede serietà sul merito del provvedimento, perché se avere autonomia ammonisce, insieme alle competenze devono essere trasferite tutte le risorse necessarie per esercitarle al meglio. I veneti stanno aspettando una risposta, i veneti vogliono l'autonomia e mi auguro che arrivi l'autonomia che i veneti si meritano anche, cioè nel senso che bisogna avere qualità e quantità di deleghe con le risorse adeguate per migliorare i servizi nella nostra regione.